Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha suscitato forte interesse e preoccupazione, non solo per la tragica fine della 63enne di Trieste, ma anche per le circostanze misteriose che circondano la sua scomparsa e il successivo ritrovamento del suo corpo. Recentemente, sono emersi nuovi dettagli che potrebbero gettare luce su questa intricata vicenda, grazie a una relazione sulla messaggistica tra Liliana e il suo presunto amante, Claudio Sterpin. Questo documento, redatto da un perito di parte scelto dalla famiglia della vittima, è stato depositato presso la Procura di Trieste ed è giunto all'attenzione del pubblico attraverso il quotidiano Repubblica. La messaggistica tra Liliana e Sterpin, che ha avuto inizio il 17 novembre 2020 e si è protratta fino al 14 dicembre 2021, è risultata imponente sia per la quantità che per la complessità dei contenuti. Tuttavia, sorprendentemente, questa corrispondenza non era stata precedentemente esaminata, né era stata inclusa nella consulenza informatica effettuata dal consulente della Procura. Questo solleva interrogativi su come siano state condotte le indagini e su quali elementi siano stati trascurati. Dai messaggi analizzati, emerge un quadro chiaro e preoccupante. Liliana sembra aver espresso il desiderio di lasciare il marito, Sebastiano Visintin, per intraprendere una nuova vita con Sterpin. I messaggi rivelano anche promesse di supporto economico, suggerendo che Liliana fosse l'unica a contribuire economicamente alla coppia. Inoltre, i due comunicherebbero utilizzando un linguaggio in codice, fatto di abbreviazioni e numeri, per nascondere i contenuti delle loro conversazioni. Per esempio, Camera ha utilizzato per significare ciao amore mio, mentre la sequenza numerica 3 gennaio 11 corrisponde alle lettere C, A e M nell'alfabeto. Un messaggio particolarmente significativo è stato inviato da Liliana a Claudio il 13 dicembre 2021. Il giorno prima della sua scomparsa, in relax pensando a Doman AM. Un altro messaggio inviato lo stesso giorno recitava: ok sono tenace finirà 13. Queste frasi sollevano interrogativi sulla possibile fine del suo matrimonio e sull'inizio della sua vita con Sterpin, il quale ha confermato che il 19 dicembre era stato fissato come il giorno in cui avrebbero iniziato a convivere. Questo giorno era considerato speciale, poiché coincideva con il 40° anniversario del loro primo incontro. Tuttavia, il contesto di questi messaggi si fa tragico, poiché Liliana era già scomparsa da giorni quando il 19 dicembre 2021 è stata trovata morta in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, il 5 gennaio 2022. Le indagini successive hanno rivelato segni e lesioni sul suo corpo, suggerendo che potessero essere stati causati da terze persone, con traumi compatibili con colpi, come schiaffi. La perizia medico-legale ha confermato che la causa della morte è stata una lenta asfissia, e una seconda autopsia ha trovato una lieve frattura alla seconda vertebra toracica, apparentemente avvenuta poco prima della morte, insieme a un'infiltrazione emorragica sulla mano destra. Questi nuovi sviluppi aggiungono ulteriori strati di complessità al già intricato caso di Liliana Resinovic, sollevando interrogativi su chi possa aver avuto un ruolo nella sua morte e su quali dinamiche si siano svolte nei giorni precedenti alla sua scomparsa. Le indagini continuano, mentre la famiglia e l'opinione pubblica attendono risposte su questo tragico evento. A confermare l'azione di terzi è stato direttamente il professor Fineschi, che non è presente a Milano ma ha seguito l'incontro in video call. La prima reazione di Sebastiano è la tranquillità. Dice di non avere nulla da temere e quindi di essere estremamente tranquillo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.